Aiuto, voglio la mamma, voglio la mamma, voglio la mamma. Matto! Mamma! Buongiorno amici scacchisti, oggi proveremo a farci qualche live, qualche partitona in diretta, però senza... vorrei farla amichevole, perché quando parlo e gioco già sono una capra, se poi parlo divento ancora più capra, facciamo un 10 minuti, vediamo se c'è qualcuno disposto a giocare. Partite amichevoli è difficile che si trova qualcuno, soprattutto se gli chiedi di giocare 10 minuti, 15 minuti, quindi temo che alla fine dovrò giocare col punteggio perché non trovo nessuno. Tra l'altro è mattina, quindi figurati se trovo qualcuno in tutto il mondo, non è possibile, non è possibile, dai ragazzi, quanti saremo i giocatori di scacchi al mondo? Tu devo fare una ricerca su Google perché non è possibile. Niente, non trovo nessuno, non trovo nessuno. Non ci siamo. Non ci siamo, proviamo a fare un 5 più 5, questa è la mia ultima speranza, un 5 più 5 amichevole. Vediamo un po' cosa succede. Vediamo un po', vediamo un po'. Niente, anche qua non succede nulla. Ok, già capito come andrà a finire la questione. La questione andrà a finire in un solo modo, cioè che dovrò giocare a punteggio. E la cosa mi scazza, ma lo faremo. Lo faremo. Andiamo, dai, già capito, va bene. Giochiamo a punti. Facciamo 10 minuti, potrei perdere per il tempo. A meno che non me lo gestisco bene, ma non me lo so gestire bene, quindi va bene. Meno 100 più 400 di range. Vediamo chi mi è capitato. 1782. Vai. Andiamo di Sabo. Di Sabo. Muoviamo veloci le prime mosse. Apertura scozzese. Apertura scozzese. Attenzione. 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 Una scozzesella. Una scozzesella. Donna di 3. Donna di 3. Su cavallo qui abbiamo probabilmente un donna qui con duplice attacco ai miei due pezzi, però ti catturerei questo cavallo e potrei giocare donna e 7. Ok, questa mossa non mi convince al 100%, cerchiamo di confutarla se è possibile, la confutiamo subito, se è possibile, insomma è possibile, non si fa. Su questa donna qui, arrocco, alfiere H6, cavallo H5, donna G4, non può andare qui la donna, attenzione. Tac, donna G3, arrocco, alfiere H6, cavallo H5, basterebbe anche una semplice, per dire, una semplice donna H4, che io ritorno in F6, e su donna G5 invece c'è la mia donna. Potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare, il cavallo qui mi ispira tantissimo perché un arrocco qui gli fa fare questa, invece il cavallo qui è più aggressiva, non lo so, mi piace di più, onestamente. E si scopre che ci sono molte mosse migliori. D5 subito non mi fa impazzire, cavallo qui credo che non sia male. Credo che non sia male. Su questo abbiamo detto che c'è la cattura, cattura e donna e 7. Alfiere qui, tac, 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 tac. A questo punto ho D6. Va bene ragazzi, la farò. Non devi evitare di perdere per il tempo. La farò. Cavallo e 5. Poi questa la analizzo al computer perché è molto interessante.
La tua donna andrà, secondo me va in B5, non so perché mi sento che va in B5. Ok, tutto secondo i piani, tutto secondo i piani. Ah, tra l'altro non ho visto che attaccava qui, quindi sono costretto a fare questa. Ecco, c'era c'era qualcosina che mi era sfuggito, però se c'ho questa con questa su questa, Madonna, troppo complicata, troppo complicata, troppo complicata. Se ti catturo subito qui, tu mi catturi qui. Donna e 7, catturo qui, torre qui. Questa sembra molto carina. Questa sembra molto carina. Se non fosse che tu dopo hai alfiere qui, con doppio attacco su quel cavallo. Motivo per cui, se io ora faccio questo, tu mi catturi il cavallo, torre qui e non ci guadagno nulla. Niente, devo fare questa, non l'avevo minimamente vista. Non l'avevo minimamente vista. Adesso seguiranno H4, anche questa un po' mi rompe le scatole. Però io ho questa, forse lui farà alfiere di 3. Non ho calcolato che c'avevo sotto il cavallo, come un piccio. Come un piccio. Come un piccio. Ok, questo alfiere mi viene tanto voglia di dartelo. Ma proprio tanta. E te lo darò anche perché il tuo cavallo qui... Vabbè, te lo do dopo l'arrocco. Io arrocco su alfiere qui. Questa... Alfiere 7... Donne 7... Donne 7 potrebbe valerne la pena. Cavallo F5. Donna qui. Cavallo F5 però mi attacca anche qui, quindi non ne vale più la pena. Devo arroccare, insomma, dai. Abbiamo capito che è così la situazione. Non mi piace dove sono andato a mettermi coi pezzi, non mi piace questa situazione. Ok, devo darti purtroppo l'alfiere a malincuore, quel cavallo sarebbe stato troppo forte. Ma che tu fai questa ora è proprio palese, palese che tu la farai. Motivo per cui potrei giocare questa, però tu farai questa qui, con l'idea di catturarmi qui. Questa, è un problema anche questo. Se io faccio D5, D5 sembra molto carina. La farò. Basta, decido che la faccio. D5 così posso liberare anche il cavallo qui. È vero anche che lui, non lo so, non mi convince pienamente. Lui c'ha sempre questa, che spero che non farà mai. Spero che non la vedrà mai. C'ha tipo 9 minuti in più di me, ma va bene. Ok, cerchiamo sempre di ragionarcela. Ok, io catturo volentieri, poi c'ho... Che c'ho poi, donna? Perché su H6... Su H6... Beh, H6 posso fartela in effetti. O no? O c'è qualche controindicazione? Secondo me posso fartela. Credo di sì. Potevo anche catturarti qui in effetti. Però H6, sì, H6 forse non è la mossa migliore anche qui del mondo. Forse avrei dovuto catturarti, tu mi catturavi, io catturavo, tu mi catturavi. Ah no, però tu prima devi catturare qui, quindi poi facilmente puoi giocare C6. Mm, non è stata la mossa migliore della vita, perché adesso lui cattura e cattura. Pessima, pessima. Vabbè, facciamo già il pre-move di donna, questa è stata pessima. Questa è stata pessima. Errore che potrà costare la partita. Cattura, cattura. Lui sta pensando a sacrifici. Bravo, bravo che non vedi queste cose. Bravissimo. Bravissimo che non le vedi. Bravissimo. Bravissimo, cambiamo tutto. Sono felicissimo di cambiare tutto, onestamente. Anzi, ti vado anche col cavallo, sai? Così cambiamo anche le donne. E se non la vedi, perdi la donna. No, no, ci sta, ci sta.
Ci sta. Ci sta. Penso che lui abbia mancato una vittoria, ragazzi, in questa partita. Penso che lui abbia mancata perché se catturava tranquillamente il cavallo, invece ha voluto fare il figo e quindi niente, la pagherà. Pre-move cercando di guadagnare un po' di time. O magari mi sorprende, magari non cambia le donne. Fammi pensare dove può mettere la donna, perché lui vuole fare qualche matto sulle case chiare, secondo me, te lo dico io. Questo è flippato per i matti e quindi magari metterà, non può metterla da nessuna parte la donna, dovrà metterla qui. Ma che senso ha mettere la donna qui? Avrà qualche senso? Non penso. No, niente, ha cambiato, giustamente. Ha cambiato. Ok, io posso giocare per tenermelo quel pezzo lì. Posso giocare per tenermelo tipo F5 o semplicemente C5 e torrenco qui sotto perché tu verrai qui, hai capito? Se me lo tengo creo dei buchi che però sono ben difesi. Tac, tac, tac. No, io me lo tengo volentieri quel pedoncino, non te lo lascio così con tale facilità. Vai tranquillo, vai tranquillo. Importante non farsi fare colpi tattici, cose strane, perché sarebbe un peccato, un vero peccato. Ok, mossa classica per rompere le balle, in modo tale che il mio alfiere sia sempre qui. Io ti faccio questa e questa. Non ho problemi, onestamente. Devo muovere anche abbastanza velocemente. No, non mi fa paura questa mossa, anzi, mi aiuti anche a fare C5. E su questa io ho C6 o C5, dipende dalla situazione. Ok, faccio C5 subito, subito proprio. Tu mi attacchi. Attenzione, aspetta. Doppio attacco qui. Ok, sì, devo chiuderti qui. Devo chiuderti qui. Cavallo. E niente, ti entro in seconda traversa. Tu però hai poi lo scacco qui, che è molto maledetto. Poi lo scacco qui che è maledetto. Quindi sul cavallo qui dovrei giocare torre qui. E se mi fai questa? Se mi fai quella, io ti posso... Cazzarola, cavallo qui non è da sottovalutare per nulla. Per nulla. C'ho alfiere qui, che mi dà un po' di respiro. Sul cambio, io ti cambio. Ok, credo che questa sia forse la migliore. Non ne sono certo, anzi per nulla. Proprio per nulla ne sono certo di questa mossa, ma penso che quella che mi faccia stare un pochettino più attivo. Almeno ho sviluppato anche quel cacchio di alfiere. Tra l'altro lui c'ha lo scacco ora. Scacco, attacco il cavallo. Ok, poi c'ha un doppio attacco su cavallo e torre. Questa non l'avevo calcolata. Mai muovere senza calcolare tutte le potenziali possibilità del vostro avversario. Questo è un grave errore, gravissimo. Perché torre qui non mi piaceva? Così solo per sapere, perché torre qui non mi piaceva? Perché forse non volevo chiudere l'alfiere, il controllo. Non lo so perché torre di 7 non l'ho considerata. Torre di 7, alfiere qui, raddoppio di torre. Non so perché sono andato a complicarmi la vita con questa mossa strana. Molto strana. Adesso c'ho torre qui, cavallo qui, questo qui e cazzarola. Cazzarola non va bene perché questa cade questa. Hai visto? Hai visto cosa vuol dire complicarsi la vita? Niente, devo fare questa mossa inutile qui. Lui tornerà indietro
su questa mossa inutile qui chiederà il cambio, io farò questa, c'è qualcosa che non va, lui torna indietro e devo fare subito qualcosa di... devo fare G6, così su questa c'ho questa, forse sì, devo fare G6, però boh, non so, non mi convince perfettamente. Ah, a parte che devo togliere la torre, tra l'altro. Tra le altre cose, buona che non ha connesso le torri, sono molto felice di questa sua iniziativa. Sono molto felice, la torre ora rimarrà al cospetto. Questo cavallo può rompermi le scatole? Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Dico bene, no? 2 minuti e 51, non c'è incremento, quindi bisogna muovere con una certa agilità. Il doppio di torri qui è poco ma sicuro. L'alfiere, tra l'altro, ci avrà questa bella casa quando il cavallo se ne andrà da lì. E c'è anche questa che mi attacca il pedone, però. Vabbè, ci facciamo un po' di cambi, no? Però il cambio non te lo voglio dare, quindi facciamo così, visto che mi hai chiuso l'alfiere, facciamo così, così il tuo cavallo non verrà mai ad attaccare qui, quando la mia torre se ne andrà. E adesso controllo tutto. L'unico suo piano che mi viene in mente è quello di sfondare così, però adesso ci inventeremo qualcosa. Tipo, perché non ti ho minacciato il cavallo, per esempio? Così, no? Dico per un amico, non per altro. E qui niente, qui perdi il pedone, mi sa. Però tac, facciamo prima così, senti. Facciamo prima così. Perché questo pedone non lo devo perdere in nessun modo. Su cavallo qui, ti attacco e perdi il cavallo, tra l'altro. Quindi dovresti andare qui con il cavallo e ti gioco G6. Anzi, posso venire anche su col re, guarda che bello. Vengo su col re, mi piace. Mi piace questa manovra offensiva. G5 perdi il cavallo. Devi giocare G3. Ok, G5 cavallo qui. Va bene, intanto perdi lì il cavallo e io ti gioco questa tranquillamente. O proprio tranquillamente ti gioco questa. Ci prendiamo questo pedone. Se riesco a catturare un altro pedone sono abbastanza felice. Quando lui giocherà questa, io gli giocherò questa perché devo impedire che il suo cavallo si prenda questa casa. Una mossa di profilassi importantissima. Tanto ho tutto il tempo per prendere questo pedone, devo prima giocare questa, importantissima. Adesso però lui ha difeso questo pedone che però posso attaccare in questo modo, lui non dovrebbe avere doppi, cose strane, almeno credo, questo è quello che vedono i miei occhi in questo momento. E adesso, ok, pedone di vantaggio. Ok, c'è pochissimo tempo, veramente poco, veramente poco, veramente poco, poco, poco. E adesso ce la giochiamo in questo modo. Che palle il tempo, l'odio. Posso dire che l'odio? Tac, scacco, salgo su. Va bene, facciamo questa, va bene così. Va bene così. Non è corretta, ma la faccio. Non è corretta per niente, ma la faccio. Questo è un po' il tempo che mi fa andare alla testa. A parte che bastava che poi spingessi qui. Va bene, va bene. Scacco e mi costringo ad andare qui col re. Vedi quanto sono babbo. Quanto sono babbo, quanto sono babbo. Meno male che lui forse è più babbo di me. Mi sa che è stato più babbo di me. Ok. Va bene, fin qui tutto ok. Fin qui tutto ok. Fin qui devo fare questa. Però non mi piace questa. Non mi piace questa. Facciamo così. Madonna, che situa. Che situa, raga, che situa.
Va bene, dai, perdiamo un pedone, vaffanbagno. Ah, va bene. Sa che perdo questo pawn. Senza mi sa. Senza il mi sa. Va bene, abbiamo due pedoni in più sulla di donna con 32 secondi. Potrebbe accadere qualsiasi cosa. E quando dico qualsiasi veramente. Dico veramente qualsiasi. Dico veramente qualsiasi. Esatto, tipo questa, no? Che è appena capitata adesso. Che è appena capitata adesso. Questo si pappa tutto. E buonanotte. Buonanotte. Mm. Sì, no, dai, qui devo andare a prendere questo pedone, mi sa. Senza mi sa. È così che bisogna giocare. Perché... Perché sennò è veramente un casino. Va bene. 13 secondi, ragazzi, alla fine della vita. Muoverò a caso, sappiatelo. Adesso c'è lo scacco. Maledizione. Cosa finisce patta, va? Dai, cattura, ti faccio scacco. Sappiatelo che finirà patta. Ecco, il pedone di torre poi. Bastardo, gioca sul tempo. Che infame gioca sul tempo. Che infame. Che infame. Madonna mia, madonna mia. No! Madonna mia, non so se sono più piccio io che lui. Non lo so, non lo so, non lo so, non voglio sapere niente, non voglio sapere niente, non dico nulla. Non dico nulla, non dico nulla. Madonna, madonna, il tempo, il tempo. C'ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Non so cosa succede, non so cosa succede andando avanti così. Aiuto, voglio la mamma, voglio la mamma, voglio la mamma. Matto! Mamma! Che partita, ragazzi! No, no, sto morendo, aspetta, devo riprendermi. Devo riprendermi. Aiuto, ragazzi, se sentite il mio cuore quanto sta andando. Analizziamola, una serie di cazzate. Sto morendo, cioè c'ho tipo il cuore che sta andando a 180 bpm. Madonna mia, reso conto, non guardo. Precisione 91%, non l'avrei mai detto, è stato tra l'altro più preciso il mio avversario e ha vinto. Ok. Questa mossa è buona, non l'ho mai vista giocare. E la migliore però era donna e 7. Era donna e 7 la migliore. Però dice anche che cavallo e 5 anche ci sta. Però buono a sapersi che donna e 7 va giocata. Questa qui è la migliore. Dice anche di 6 il computer. No? O sbaglio? Ok, però anche cavallo G6 gli è piaciuta. Cavallo G6 posizione pari. Arrocco va bene. Alfiere per C3 va bene. D5, D6 dice che era la migliore. Però il D5 è più aggressiva. Ecco, il D5 in realtà è buona, ma mi fa andare in svantaggio, quindi non è buona. So perché dice che è buona, fa andare in svantaggio, quindi D6 andavo a giocare. Perché su questa, qui dovevo catturare, invece qui ho fatto la mega cazzatona, che anche lui, errore grave, esatto. Qui lui non ha approfittato, quindi va bene. Qui in vantaggio il nero di -3, quindi in teoria la partita è vinta. F5. B6 va bene, C5 va bene. Qui ho fatto il figo. Qui devo giocare torre e 8.
Esatto, non ci ho mai pensato a torre 8. In tutti i miei calcoli era semplice torre 8, forse perché non volevo lasciare la colonna. Però anche questa, che è un'imprecisione, fa perdere più di un punto, ma comunque siamo un meno 4, direi che ci siamo. Ok, ok. Ecco, qui perdeva il cavallo. No, sì, avrebbe perso forse il cavallo con torre 8 subito. Vediamo se avrebbe perso il cavallo. Perché avrebbe avuto solo F4 come difesa. Presa al varco, sarebbe stato un disastro. Sì, ok. Re F7. Re di qui, va bene. Torre lì, era meglio attaccare con l'alfiere, in effetti, tutta la vita, ma va bene, va bene. Avevamo 1 minuto e 57, diamocela come scusa. Ok, va bene. Cavallo E3. Ok. Cattura. Questa va bene alla fine, ma scusa, ma se mi faceva questa, che mi faceva tanta paura. Re 6, se catturava qui. Ok, c'era E3, però, mamma mia, E3 non l'avrei, probabilmente con così poco non l'avrei giocata, perché mi inchioda anche il mio re. Vabbè, sì, è molto molto forte. Se lui fosse tornato qui, re F5, e se lui tornava a darmi scacco, re G6, tornava qua, alfiere D5. Vabbè, complicata, complicata. La partita è andata così, così, torre per C4, B5, B5, perché su queste c'ho le torri raddoppiate, c'ho le torri gorilla. B5 non l'ho fatta, ho giocato questa, 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 e qui devo giocare re F5, giocata a meno 10, ragazzi, il meno 10 in realtà per un giocatore professionista con 2 pedoni passati sull'ala opposta. Vediamo come butto via questo meno 10. Ecco, questo è il primo errore grave, devo giocare B5. Che piccio, che piccio. Su questa errore grave, errore grave, grave, errore. Vittoria mancata perché ho re e 4, perché devo impedire che il suo re vada qui. Sul re 4 non mi può fare qualche scacco, cose così, tipo, esatto, torre 6, però io ho torre di 5, deve fare così. Vabbè, comunque ho buttato via un sacco di vantaggio, tantissimo, tantissimo. Su questa, ok, siamo andati in parità, ragazzi, da un meno 10 in parità, va bene, avevo meno di un minuto, però va bene. Qui, ok, qui è parità, è parità. Parità totale, pedone di torre. Ok, qui mi ha regalato la torre. Ecco, qui vediamo come si vinceva questo finale col pedone. Ok, qui ho iniziato a giocare a caso con 3 secondi sull'orologio. Va bene. Ecco, qui devo stare molto. Io ho lasciato la torre a un certo punto, no? Non gli ho mai lasciato la torre, perché. Ok, no, va bene. Ecco, qui se avessi giocato questa. Qui se avessi giocato questa. Non l'ho giocata. Però se avessi giocato questa su questa, e questa sarebbe stata patta. Quindi, ok, qui ho perso un po' di tempo. Torre B2, re davanti e matto. Mamma mia, ragazzi. Non si può giocare così. Non si può giocare così. Ragazzi, giocate almeno a 15 minuti con l'incremento, 30, altrimenti morite. Vi succedono queste cose. Ragazzi, abbiamo aperto la pagina su Instagram, seguiteci, ci trovate come Matto Scacco Official e ci vediamo alla prossima. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!